Buongiorno notizia. 8:29 ancora, buongiorno. Iniziamo quindi la rassegna stampa per oggi con la prima pagina del Giornale di Sicilia che parla di emergenza maltempo che sferza mezza Sicilia, caos per i voli, questo è il titolo d'apertura. A Livorno le vittime salgono a 7, si cerca ancora un disperso, le compagnie cancellano molti collegamenti, proteste a Birgi e a Punta Raisi. L'altra notizia, accanto al titolo principale, teatro a lutto, Palermo piange Burruano, folla sul palco del Biondo, l'omaggio all'attore, dei colleghi e della gente, oggi i funerali. A centropagina, truffa Termini, indagati 23 comunali per assenteismo per i pubblici ministeri, budget venivano passati dai colleghi. E poi accanto parla il Papa, bene l'Italia sui migranti accolti finché c'è posto, apertura di credito alle scelte di Gentiloni, il governante deve gestire con la virtù della prudenza, dice Papa Francesco. A fondo pagina 2 notizie regionali, i grillini presentano il primo assessore, Forza Italia, pressing su Sgarbi, il punto sulle liste nel PD, intesa lontana. E poi accanto a Pozzallo, fatture gonfiate al porto per ottenere contributi europei, sequestrati 400.000 euro dalla Guardia di Finanza. I siti di informazione online si aprono con la Sicilia Web, la cronaca nera, Palagonia uccide un pensionato, non so perché l'ho fatto, ha ucciso con almeno 3 coltellate un 81enne, Raffaele Mandrà, poi si è costituito dai carabinieri dicendo loro non so perché l'ho fatto. Il delitto è avvenuto a Palagonia nel Catanese, l'omicida è un 60enne, Gesualdo Rossitto, con problemi economici che è uscito di casa, ha spiegato ai militari dell'Arma, in uno stato mentale confuso, mentre passeggiava colpito da un raptus, ha aggredito il pensionato uccidendolo apparentemente senza un motivo. I due si conoscevano di vista ma non avevano contrasti tra di loro. Inutile l'arrivo sul posto di un elicottero del 118. Sul delitto la procura di Caltagirone ha anche aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri della compagnia di Palagonia. La Sicilia Web poi parla del vigile aggredito, 22enne resta in galera, resta in carcere, il 22enne fermato per il tentativo di omicidio dell'ispettore della Polizia Municipale di Catania Luigi Licari, accusato di averlo aggredito per avergli impedito di passare con uno scooter in una strada temporaneamente chiusa al traffico. Lo ha deciso il GIP Daniela Monaco Crea, che ha convalidato il fermo ed emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'indagato, ma derubricando il reato da tentativo di omicidio a lesioni personali gravissime. Il giovane, difeso dagli avvocati Ignazio Danzuso e Giorgio Antoci, ha ammesso di avere colpito con una manata l'ispettore al culmine di una lite, ma di non essersi accorto della gravità del suo gesto di cui si è detto pentito. I suoi legali stanno adesso valutando l'ipotesi di presentare ricorso al Tribunale del riesame contro la decisione del GIP. Adesso a Siracusa, grazie a siracusaoggi.it, controlli antiabusivi in Ortigia, nessun ambulante in azione, la strategia premia. Anche durante il fine settimana appena trascorso sono continuati quindi i servizi antiabusivismo commerciale. Ancora insieme carabinieri e polizia municipale, come avvenuto per tutta l'estate. Controlli operati da venerdì a domenica in varie fasce orarie. Non è stato individuato alcun venditore abusivo nel centro storico e per le forze dell'ordine questo sarebbe un segno evidente che i servizi messi in campo coralmente sino ad ora siano stati premianti. È stata invece elevata una sanzione per occupazione abusiva del suolo pubblico. Di recente diverse attività sono state sospese per 5 giorni a causa proprio di simili infrazioni. Le 8:34, chiudiamo qua la prima parte della nostra rassegna stampa. Buongiorno notizia prosegue, restate con noi. Solo musica italiana.